I capoluoghi del Veneto rischiano di trasformarsi in poli del divertimento buoni solo per una passeggiata e una cena fuori. A lanciare l'allarme è il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, che commenta in questo modo i dati diffusi dalla Confcommercio nazionale in merito alla demografia d'impresa nelle città. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast di informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 3 marzo 2022. La prima notizia di oggi riguarda appunto la desertificazione delle città del Veneto, dove resistono soltanto bar, ristoranti e alberghi, e tutto questo è raccontato appunto dai numeri raccolti dalla Confcommercio. Numeri che descrivono un trend che è stato certamente accelerato dalla pandemia. Leggiamo allora un paio di numeri nell'articolo di Riccardo Sandre pubblicato dai quotidiani del gruppo Gedi. Nel 2012 i negozi dei 7 comuni capoluogo del Veneto erano 17.843, a giugno dello scorso anno questo numero si era ridotto a 17.133, quindi un calo di oltre 700 unità, ma la cosa interessante è che se gli esercizi commerciali nei centri storici dei capoluoghi veneti e non solo calano, all'interno di questo totale che si riduce aumentano però alcune tipologie e quindi crescono i bar e i ristoranti, il che vuol dire che invece a scomparire sono i negozi, gli esercizi di vicinato. L'analisi allora di Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, parla di un fenomeno complesso. I centri cittadini e in generale i capoluoghi stanno perdendo il loro ruolo di centri economici e commerciali delle comunità territoriali. Si trasformano in aree di aggregazione, in salotti, usa questa espressione Bertin, luoghi quindi dove incontrarsi per il relax con un bicchiere o una cena per amici. Il Covid ha accelerato questo fenomeno. Lo smart working ha tolto forse per sempre una parte delle persone dagli uffici e poi c'è l'accelerazione all'uso di internet e dell'e-commerce, quindi a scapito dei negozi e degli esercizi commerciali di vicinato ci sono tante difficoltà di accesso ai centri urbani, dice Bertin, evidenziando in particolare i problemi legati ai parcheggi e alle carenze dei mezzi pubblici del servizio di trasporto pubblico. Quindi la desertificazione dei centri urbani ha preso velocità durante la pandemia, ma quindi l'appello di Bertin e della Confcommercio, un appello agli enti locali che dovranno usare in modo intelligente i fondi resi disponibili dal PNRR per provare a invertire una tendenza che comunque era già in atto anche prima del Covid. Voltiamo pagina. La seconda notizia di oggi è in realtà una carrellata sulle pagine dei quotidiani locali del giorno, che naturalmente sono ricchi di notizie e riflessioni su quella che è la questione del momento, quindi la guerra in Ucraina. Da questo punto di vista la prima notizia riguarda sicuramente la condanna unanime votata dal Consiglio regionale del Veneto, e quindi il Veneto condanna l'aggressione russa all'Ucraina. La presa di posizione appunto è stata condivisa da parte di tutte le forze politiche rappresentate in regione, un messaggio forte. Erano assenti in Consiglio regionale alcuni consiglieri della Lega e c'è stata una piccola polemica, o meglio è più corretto parlare di distinguo all'interno della Lega, con il presidente del Consiglio regionale Ciambetti che è intervenuto in dissenso dal suo capogruppo Villanova, appunto della Lega. In particolare Ciambetti si è espresso in modo critico rispetto all'Europa. Non è vero che si è mossa unita e compatta, ha detto Ciambetti, precisando comunque che l'attacco all'Ucraina naturalmente è assolutamente da condannare. Ciambetti infatti assieme a tutti gli altri consiglieri regionali ha votato la mozione condivisa di condanna all'invasione, ma ha voluto
anche affermare che la strategia di far sentire l'orso in gabbia e quindi spinge la Russia verso la Cina, che per noi non è positivo. Le sanzioni sono un problema perché hanno colpito anche la Germania e l'Italia, e quanto alla fornitura di armi all'Ucraina, Ciambetti ha dichiarato di avere fortissimi dubbi. Ha anche sottolineato che l'Europa dovrebbe mettere in sicurezza le fonti di approvvigionamento del gas, e ha poi concluso dicendo che le sanzioni sicuramente sono l'unica via, ma hanno effetti asimmetrici tra i paesi europei, e appunto in particolare finora le hanno pagate Germania e Italia. Si moltiplicano intanto in queste ore le iniziative di solidarietà e le iniziative per la pace. Ieri oltre 1000 persone a Venezia alla marcia per la pace organizzata dai collettivi studenteschi, dai sindacati, dalle associazioni. Il corteo si è concluso in piazza San Marco, che sarebbe chiusa di solito alle manifestazioni, ma questa volta è stata resa accessibile grazie a una deroga della prefettura. Sempre a Venezia, lo leggiamo sulle pagine del Gazzettino di oggi, un articolo di Paolo Navarro Dina, il titolo: La Biennale mette al bando la Russia. In realtà si tratta di un'iniziativa in primo luogo di solidarietà da parte appunto della Biennale, dell'Esposizione Internazionale d'Arte, che il 23 aprile, fra meno di 2 mesi, inaugurerà la 59esima edizione, un'iniziativa di solidarietà per naturalmente l'Ucraina, e quindi il pieno sostegno agli artisti ucraini e la collaborazione da parte dell'ente per consentire la partecipazione alla mostra, appunto, che verrà inaugurata tra poco. L'ente, la Biennale, quindi tiene la porta aperta anche agli artisti dissidenti, agli artisti russi, quindi, che manifestano contro l'ignobile e inaccettabile aggressione, così viene definita in una nota diffusa dalla fondazione della Biennale. Non saranno invece accettate in laguna le delegazioni, istituzioni e personalità legate al governo di Mosca. Ci spostiamo a Padova, sulle pagine appunto del Mattino, dove leggiamo che domani il Bo si colorerà di giallo e blu, la sede dell'Università di Padova, quindi porte aperte anche ai dissidenti russi, si legge anche qui. La rettrice dell'università, Daniela Mapelli, dichiara che appunto l'Ateneo è pronto ad accogliere agli studenti ucraini, daremo borse di studio e alloggi, ma appunto la solidarietà e l'accoglienza va anche a chi, cittadino russo, prende le distanze dalla politica di aggressione perseguita dal suo governo, rischiando tra l'altro così il carcere. Sempre a Padova, una tra le tante iniziative di solidarietà e appunto per l'accoglienza da parte di privati sono in questo caso gli albergatori delle terme di Padova, che mettono subito a disposizione 500 letti per i profughi. Tutti ci stiamo mobilitando per l'accoglienza degli ucraini, dicono gli albergatori, siamo pronti per ospitarli. 3 hotel della città hanno già pronte 90 stanze, la notizia sempre sul Mattino di Padova. Sulle pagine del Corriere del Veneto invece una notizia che riguarda un fenomeno che in questi giorni ha ripreso piede, e quindi la corsa al bunker, naturalmente per chi se lo può permettere, ma si sarebbero moltiplicate in questi giorni le richieste. Lo dice un imprenditore mantovano che appunto da 22 anni è specializzato nella costruzione di bunker civili e militari. In Veneto ne sono stati realizzati già 5, ma appunto in questi giorni il numero di richieste supera abbondantemente tutte quelle ricevute negli ultimi 20 anni. Dal Veneto, richieste in particolare da Vicenza, Padova e Verona. Tutti lo vorrebbero subito, ma naturalmente l'impresa spiega che serve del tempo per realizzare appunto un bunker antiatomico.
Di nuovo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Jedi invece un articolo di Enrico Ferro che raccoglie la testimonianza di un cameraman trevigiano, un operatore video che lavora per la RAI e che racconta i suoi 7 giorni vissuti a Kiev. E sono proprio i primi 7 giorni della guerra. Era arrivato, o meglio, si trovava a Kiev il giorno in cui la Russia ha sferrato i primi attacchi e ci è rimasto proprio fino all'altro giorno. Assieme alla giornalista Maria Grazia Fiorani del TG3 erano arrivati nella capitale dell'Ucraina mercoledì 23 febbraio con il compito di fare i servizi sulla capitale. Dice Massimo Belluzzo, 51enne di Treviso, appunto il cameraman, l'operatore video Rai, dice: non dovevamo andare al fronte, purtroppo è il fronte che è venuto da noi. E segue tutto il racconto appunto di Belluzzo, operatore Rai di Treviso, che racconta tutto quello che è successo dopo l'attacco all'aeroporto e dice appunto da quel momento è iniziato l'inferno. Naturalmente le dirette dalle strade erano l'unica troupe Rai nella capitale, tutti gli altri erano nelle zone di guerra, nessuno è più riuscito a rientrare a Kiev. La difficoltà di trovare un albergo perché erano stati tutti abbandonati, la diretta poi dalla metropolitana dove si sono rifugiati cameraman e giornalista con la popolazione civile, una diretta che è durata ore su Rai News 24, tutta una serie di altre disavventure e poi quando se n'è andata la Croce Rossa e anche l'ambasciata è stata trasferita, il cameraman dice che hanno ricevuto una telefonata che gli diceva adesso o mai più, e dopo aver attraversato una città in assetto da guerra con 27 ore di viaggio, una notte trascorsa alla dogana tra Ucraina e Moldavia, adesso appunto si trova in Moldavia, Belluzzo, e tornerà probabilmente nel Trevigiano dai suoi cari. Chiudiamo così questa pagina sulla guerra in Ucraina e invece concludiamo questa puntata di Sveglia Veneto con due notizie flash. La prima riguarda la Valdastico Nord e quindi le ipotesi di un prolungamento fino a Rovereto. Ebbene, la notizia è che il Trentino ha fatto i conti e sta valutando i benefici della Valdastico Nord. Si tratterebbe di ricadute positive, appunto, quindi meno traffico e tanti milioni in più di PIL. Questa è la notizia sui quotidiani del gruppo Jedi e quindi è da evidenziare sicuramente un atteggiamento nuovo, diverso da quello che fin qui aveva tenuto il Trentino, che per decenni era stato per il no al prolungamento dell'autostrada che oggi termina a Piovene Rocchette ai piedi dell'altopiano di Asiago. Quindi un cambio di atteggiamento e qualche spiraglio per la possibilità che di prolungare appunto la Valdastico, l'autostrada Valdastico, per collegarla all'Autobrennero nella zona di Rovereto. Questa una notizia che potrebbe forse rappresentare una svolta per questa nuova grande opera da sempre contestata e che finora, diciamo, aveva l'opposizione anche della provincia di Trento. Bisognerà capire se questo atteggiamento appunto è effettivamente cambiato. L'ultima notizia di oggi riguarda invece Padova. Sulle pagine del Mattino un articolo firmato da Andrea Liberati che racconta la Chiesa che cambia. I giovani cristiani della comunità LGBT si riuniscono e presto incontreranno il vescovo. È nato il gruppo Il Mandorlo con l'assistenza anche di 2 preti. La coordinatrice del gruppo, Luisa Bellomo, spiega: gay, lesbiche e transgender fanno già parte della Chiesa. Sveglia Veneto per oggi termina qui, grazie per aver ascoltato la puntata di oggi. Io sono Jack Calcetto, una buona giornata a tutte e a tutti voi.